È l'azione risolutiva della Frecciavallone. Sull'onda del trionfo nel Giro delle Fiandre, Moreno Argentin prende l'iniziativa, riassorbe il fuggitivo Millar scozzese e vola verso il traguardo, trascinando un plotone ridotto di avversari. La grande classica ha una caratteristica su tutte: un arrivo in salita da ribaltamento, una pendenza che tocca il 20%, che attende come un capestro, ma non solo per l'arrivo finale, ma per i due precedenti passaggi. Cassani, tutta la squadra, aiutano Argentin a controllare la corsa fino a quel tremendo appuntamento. Siamo al muro di Ui, a 100 metri. Ha ceduto Cassani, ma giusto così, perché ha fatto, eccolo là in fondo, ha fatto un gran lavoro per Argentin e poi si è fatto da parte. E ha ceduto anche Millar, mentre sì, sono, ecco, Leclerc, ecco, in seconda posizione c'è Alcalá Argentin, nella scia di Alcalá Teunisse, poi Alcalá, poi Argentin, poi Rox e poi Leclerc. Questa è la situazione, è sempre Teunisse che fa l'andatura, mentre Roche ha ceduto anche Kiffel, ha ceduto Miller, ha ceduto Cassani. Ripetiamo, questo è il pubblico, Adriano, a pagamento su questa salita, sai che pagano il biglietto per vedere questo finale. È la prima volta che gli organizzatori, giustamente, diciamo, hanno optato per questa selezione. Argentin in ottima posizione. Indurain, Argentin, Teunisse e Rox. Argentin in seconda posizione, c'è anche Leclerc. Argentin è partito l'Argentin. Scatto di Argentin, scatto secco. Argentin si volta tranquillo, ve l'avevamo detto fin dalle prime battute. Moreno Argentin aveva dimostrato di essere in grandissime condizioni di forma. Un Argentin veramente eccezionale. Ecco sullo sfondo, già lo striscione d'arrivo. Argentin, scatto secco, si è voltato nella sua scia. Vediamo Teunisse, Leclerc, Moreno Argentin dopo il Giro delle Fiandre deve essere realmente incoronato, rende il peggio perché a braccia alzate vince. Moreno Argentin ha vinto con Leclerc in seconda posizione, poi vediamo Teunisse, poi